L'operazione tamponi a tappeto voluta dal presidente Zaia con il progetto coordinato dall'Università di Padova e la Croce Rossa si sta dimostrando una strategia vincente per individuare il coronavirus anche negli asintomatici positivi. L'obiettivo di realizzare 10.000 tamponi al giorno entro la fine del mese e 20.000 al giorno per la metà di aprile sta incontrando però qualche difficoltà. La richiesta dei reagenti sul mercato è cresciuta esponenzialmente, mettendo così in crisi l'approvvigionamento dei laboratori di analisi. Ecco quindi la scelta di avviare la produzione di reagenti in Veneto. Un prodotto che secondo gli esperti del mercato potrebbe essere affiancato nella produzione anche con un'altra tipologia di test. Mi piacerebbe ci fosse la possibilità di utilizzare dei tamponi rapidi per fare un pre-screening della popolazione. Ecco, anche il fatto di poter produrre in loco nel nostro territorio questa tipologia di tamponi potrebbe aiutare sia per il contenimento del coronavirus sia l'economia. 500.000 i pezzi acquistati dalla regione, ma il test rapido che si basa sull'analisi di una goccia di sangue, se positivo, identifica solo la risposta degli anticorpi nell'organismo. Certo, questo tampone non può assolutamente in alcun modo sostituire il tampone di laboratorio che ha degli standard sicuramente più elevati, quindi assolutamente l'idea di poter produrre i reagenti o, come dicevo prima, poter produrre i tamponi rapidi in loco può essere di aiuto e può essere una visione corretta, come diceva il nostro presidente Zaia, quella di poter eseguire il tampone a tappeto, quindi su larga scala.